Ciao, questo è un video sugli acquisti che ho fatto di Bottega Verde, però prima vi faccio vedere, sempre del periodo natalizio. Allora, prima di tutto vi faccio vedere che sulle labbra ho questi rossetti liquidi, sempre di Bottega Verde. La mia è nella tonalità numero 8 Marsale ed è un rossetto liquido effetto lacca rimpolpante. Ha un effetto lucidino, però è abbastanza pieno di colore, per cui se vi piacciono e volete darci un'occhiata, a me sinceramente non dispiacciono che effetto fanno su di me. Poi, prima di passare al mio sacchetto, volevo farvi vedere che c'ho la cartolina che sarebbe questa qui, ce l'ho, però l'ho dentro il portafoglio, visto che mi è arrivato questo dépliant con un attimo il giornale delle confezioni natalizie, ho deciso di farvela vedere così. Se andate da Bottega Verde dall'8 dell'11 è già passato, però è valido fino al 24 del 12 2019. Prendendo le confezioni natalizie, per ogni confezione vi fanno un timbro su questa tesserina e potete scegliere uno di questi 4 regali. Con soli due timbri e 95 centesimi vi danno il tagliere con questa spatola che sarebbe, come si chiama, con lo spalmino, che serve per spalmare il formaggio, quello spalmabile. Poi c'è la teiera che sarebbe per una persona, però e comunque dovete scaldare l'acqua su un altro aggeggio, su un'altra pentola, perché questa non va messa sul fuoco. Poi nella parte sopra ci mettete il tè con la bustina e nella parte sotto avete la tazza. Le 2 tazze da caffè che non sono niente male, con i 2 piattini e anche, cioè di per sé vedendolo così come porta tazze, come è fatto, è anche carino. E una tovaglia, però non mi ricordo più le misure, me le ha dette ma non è molto grande. E queste sono le proposte regalo con le confezioni natalizie di Bottega Verde. Una cosa che adesso vi faccio vedere, che non ho preso, però adesso che l'ho vista meglio mi incuriosisce prenderla, sarebbe questa confezione, l'alberello. Praticamente questo alberello, su queste confezioni natalizie ci sono 3 nuove profumazioni che sarebbero dolcezza avvolgente, splendore scintillante, incantevole. Aspettate, perché vi ho letto cosa c'è scritto qui nell'alberello, però se voi prendete le confezioni come vedete singolarmente i nomi sono diversi e sono emozioni di sogni, magia di stelle e l'altra stupore della neve, per cui sarebbero i nomi, come vedete questi qui sono i nomi che trovate anche sui bagno doccia, per capirsi. E comunque questo alberello mi ha incuriosito perché dentro c'è una candela, una crema, un burro corpo da 50 ml e una saponetta, e l'idea di avere una candela, il tutto dovrebbe costare sui 15 euro, e l'idea di avere anche una candela con la profumazione che più mi piace non è niente male, per cui ve l'ho fatto vedere da qui, perché se ci riesco e se la ritrovo, di farci un giro e di prenderla, diciamo che non mi dispiace il discorso. Allora, intanto questa è la mia borsa da Bottega Verde, quello che nel frattempo ci ho preso. Allora, tiriamo fuori un po' di scontrini, di cartine. E da dove iniziamo? Allora, iniziamo se tiro fuori, cerco di tirare fuori le cose senza fare troppo casino. Ho preso 2 profumazioni, queste qui in bastoncino, io le uso moltissimo, cioè quando finiscono non è che sia subito pronta a ricaricare, però diciamo che le uso, che sono queste le profumazioni da interni con i bastoncini. Io di solito le tengo una sull'entrata e una sulla camera,
Queste sono le due stanze che più o meno uso questi bastoncini. Ho preso Stupore della neve, che vediamo se c'è scritto da... no, forse c'è scritto... no, sì, beh, qui c'è scritto un attimo che è... Allora, questo qui, il rosso, con i suoi deliziosi effluvi agli agrumi, ambra bianca e spezie d'inverno. Questo qui rosso. Poi ho preso anche questo qui bianco, che sarebbe Emozione dei sogni. Questo qui invece ha sempre note di agrumi, vaniglia e muschio bianco. E questi sarebbero i due profumatori che ho preso. Allora, poi ho preso di prodotti singoli, non sono andata sulle confezioni natalizie perché c'erano o le creme, che io, con creme corpo, creme mani, che io già più o meno ho, e trovandomi con una confezione da 100 ml di prodotto, non sono molto convinta di utilizzarlo, perché ora come ora sto utilizzando degli altri marchi di creme corpo e non le ho finite. Però in doccia diciamo che questi li uso più, mi vanno finiti più velocemente. Allora, la mia profumazione preferita è stata Stupore della neve, con estratto di vischio e di cannella. Questo qui, annusandoli tutti e tre, questa è stata la mia profumazione preferita, per cui ho preso il boccione medio, perché c'è anche il boccione grande, quello da 750 ml, io ho preso il 250. E questa è una di quelle confezioni, tutti e tre, adesso forse la telecamera non lo inquadrerà mai, però tutti e tre i doccia natalizi hanno dentro i brillantini, che può piacere e non piacere. Della stessa linea ho provato a prendere il lavamani, che ve ne avevo parlato anche su un vlog, perché questo discorso di brillantini dentro il lavamani per me è diventato un nì, perché se mi lavo le mani per pulirle e poi tocco il cibo, se mi rimangono dei brillantini sulle mani mi dà l'idea che finiscano nel cibo, ma è solo una mia idea, può darsi che poi non succeda niente di tutto questo. Comunque, della stessa profumazione del doccia ho preso anche il lavamani. Poi cosa ci ho preso? Allora, poi per continuare, per rimanere in tema di doccia, allora ho preso anche, aspettate, magia, mi stavo un attimo guardando le confezioni, questi sono gli altri due doccia, li ho presi in formato pallina piccola. Allora, uno si chiama Magia di stelle e l'altro Emozione dei sogni. Allora, questo ha il patchouli e il bergamotto, che sinceramente è quello che mi piace di meno come profumazione, però così piccolo ho detto beh, lo prendo e lo provo. Questo qui invece sarebbe Emozione dei sogni, che ha dentro l'estratto di arancia e vaniglia, e questa è la profumazione, diciamo, al secondo posto che mi va anche bene. Allora, poi invece ho visto questa confezione che così carina, così piccolina, ho deciso di prenderla. È sempre un doccia, e questo invece ha l'estratto di vischio e cannella, che anche se non c'è scritto, in teoria dovrebbe essere della stessa profumazione, perché anche qui c'è scritto con estratto di vischio e cannella, per cui penso che sia la stessa profumazione. Non ho neanche aperto per sentirlo, però l'idea di questa boccettina così piccola non è niente male, ho voluto prenderla. Poi, per finire, vi faccio vedere l'ultima cosa che ho preso, e poi questo video acquisti di Bottega Veneta per Natale è già finito. Allora, ho preso questo profumo, adesso vedete che è tutto dorato, si chiama Emozioni Floreali, mi è piaciuta la profumazione, ho deciso di prenderlo. Adesso vorrei aprirlo senza fare danni, anche per il fatto che non ho intenzione di utilizzarlo subito, perché se avete visto uno dei miei blog vi ho detto che voglio un attimo liberarmi delle profumazioni che ho, specialmente quelle più vecchie. Questa è la confezione interna, sempre dorata, e diciamo che non è un
bel effetto sul video perché fa molto specchio, però da vedere non è niente male. Poi con questa profumazione o anche con gli altri profumi, se non erro, ti danno in regalo un ciondolino. Allora, è un ciondolino che è appeso, si può scegliere tra la collana e il... aspettate che provo a guardare qui se c'è scritto. No, qui sul catalogo non è disegnato questo discorso, almeno sul catalogo che mi è arrivato via posta. Volevo farvi vedere il discorso del ciondolino. Beh, praticamente lo trovate sia in formato collana che in formato braccialetto. Io ho visto che le collane le porto e non le porto, e specialmente d'inverno, cioè quando mi metto giubbotto, sciarpa, a sapere che una collana non mi fa né caldo né freddo, diciamo, no, non è una cosa che, visto che poi sono coperta, non è che dica beh si veda, mentre l'idea del braccialetto mi è piaciuta di più, perché ok, potrei portare i guanti, però non è che forse cioè, ho pensato che il braccialetto sia più conveniente anche per il fatto che portando gli orecchini, in questo momento non ce li ho, certe volte portando un po' più grandetti gli orecchini non mi vedo bene con una collana, per cui il braccialetto lo vedo più una cosa che forse riuscirei ad utilizzare di più. Questo sarebbe il braccialetto, si può agganciare su che misura che si vuole, per cui va bene qualsiasi braccio, e però se riesco adesso ad aprirlo, perché sì, ce la faccio, allora praticamente c'è questa pallina. Se voi aprite la pallina, e spero di non fare cadere niente, comunque è facile da aprire, vedete che c'è questa pallina. Questa pallina, se voi la... sto tentando di non farla rovesciare, voi la prendete, la tirate fuori da qui perché si toglie e la spruzzate dalla vostra profumazione preferita. In teoria vi aiuta a dare profumo. E questa pallina è la stessa che trovate sia nella collana che nel braccialetto. Ok, ed è non mi ricordo con contributo di quanto, perché mi sembra che non sia gratis, mi sembra che, provo a guardare nello scontrino, ma mi sa che è molto fatica che riesca a capirci qualcosa. Bracciale di Natale, c'è scritto sconto, per cui non saprei dirvi, perché qui c'è scritto bracciale, però non c'è scritto lo sconto. Eau de toilette, sconto, cioè mi sembra sui 5 euro, se non è, o meno, cioè non me ne ricordo, non me lo ricordo, non vorrei dirvi una cifra per un'altra e poi quando arrivate lì dicete beh è una cifra diversa, per cui se vi interessa questo ciondolino prendendo un profumo, chiedete se è gratis o se costa di più, perché sinceramente vi dico che non me lo ricordo, qui dallo scontrino non riesco a trovare la dicitura che mi porti a questo braccialetto. Ok, io vi ho fatto vedere questi miei acquisti natalizi che ho fatto per ora di Bottega Verde, più o meno, a parte l'alberello, penso di avere preso quello che avevo in mente. Comunque ci sono delle carine confezioni di Natale. Ok, io vi saluto e ci vediamo la prossima volta, ciao!